A Napoli, al Museo Archeologico Nazionale, c'è una statua che fa litigare tutti i fidanzati che si avvicinano. È la mitica Venere Callipigia, è una statua simile a questa è una riproduzione simile in bronzo ed è la rappresentazione del sedere, del culo, del sedicino, del lato B, perfetto. Ecco perché i fidanzati litigano spessissimo. Ora voi direte, vabbè, Mogolelli invece parla della Venere Callipigia, della bellezza, del marmo, della statua, della collezione Farnese, ci parla del culo. No, guardi, per favore, con buona pace dei puritani in ascolto, questa Venere si chiama Callipigia, che dal greco kalos significa bello, pighie significa natica. Questa è l'Afrodite dalle belle natiche, quindi la statua nasce proprio per mostrare il suo meraviglioso culo. La Venere Callipigia è una statua databile fra il I e il II secolo, pensate un po', arriva a Napoli grazie a mamma Elisabetta Farnese, la mamma di Carlo di Borbone, la quale quando arriva a Napoli porta in dote del figlio questa collezione d'arte che è fra le più belle e le più ricche al mondo, la collezione Farnese. Pensate che solo la collezione Farnese oggi riempie 3 musei, praticamente Capodimonte, il Museo Archeologico e il Palazzo Reale. Pensate che ricchezza e che bellezza, insieme all'Ercole Farnese, insieme al Toro Farnese, ora parlo solo delle statue, c'è questa copia romana di una statua greca che è questa meraviglia del sedere. Naturalmente parlo di sedere femminile, ma oggi, dato che è tutto politicamente scorretto, mi dicono che anche il sedere maschile è stato valorizzato, ma io non ne capisco moltissimo. La Venere Callipigia ha il tipico culo a mandolino, ovvero il culo che esprime la perfezione del sedere femminile, a mandola quando la natica è di dimensioni più grasse, o ancora peggio a calascione, e siamo però nell'ambito sempre della perfezione dei culi, diciamo, a mandolino. Poi ci sono altre tipologie di culo. A Napoli c'è il culo a purtera, a portiera, a portinaia. Sì, la portinaia era nota perché stava sempre seduta. Ancora esistono poche portinaie ormai, rimanevano sempre sedute e quindi inevitabilmente il culo le si faceva basso e schiacciato, e il culo a purtera. Il culo a purtera, guarda, era un fatto di famiglia, era il culo di mia nonna. Mia nonna teneva un culo esagerato, un culo a purtera, era di dimensioni ciclopiche, tant'è vero che tutti noi nipoti abbiamo imparato a fare le siringhe sul culo della nonna, insomma, perché diciamo, mentre normalmente devi cercare il punto per fare la siringa, nel caso di nonna a do coio andava sempre benissimo. Sempre fare le tipologie di culo, poi c'è il culo a bottiglione, e quello lì, come devo dire, quello massiccio, inelegante, che sembra una damigiana, perché sembra continuare con la grandezza della panza, ecco, come è il caso nostro. È un po' come quelle damigiane strette sopra e poi che si allargano nella parte inferiore. E poi c'è il culo a mappata, o culo a mappata è quel culo un po' sformato come un fagotto, sai, il fagotto dei viandanti, e quel culo vasto, inelegante, che vi devo dire, la parola mappata insieme a mappina, sì, vengono entrambi dal greco mappa, e che era il telo, il panno di lino che i convitati ad un banchetto portavano con sé per astuiarsi humus e poi all'occasione per portare via anche le cose avanzate, quindi la mappina diventava amappata, ecco perché o culo ammappata. Sempre continuando la lezione magistrale sulle tipologie di culo napoletano in lingua napoletana, c'è questo culo a nutriccia. Che cos'è la nutriccia? Anzitutto il culo è quello grosso, voluminoso, quello delle balie, quelle che venivano appunto ad allattare i bambini altrui. Erano donne sempre in grande e buona salute, insomma, con dei sederi molto grandi. Infatti c'è un detto napoletano che dice faccia micce e culo nutriccia, quando una donna ha la faccia molto esile, ma poi, diciamo, dalla parte di sotto mostra un deretano gigante. In realtà, metaforicamente, il detto indica che quelle persone che apparentemente sembrano brave, gentili, serene, e poi mostrano la loro vera natura. Faccia micce e culo nutriccia. E poi c'è il culo a tammurro, che è quello rotondo, però alla fine schiacciato, sgraziato, e forse la connessione semantica è anche col fatto che il culo rumoroso e quindi molto scostumato. E poi ancora il culo a cufanaturo, che era il recipiente, quel vaso metallico per fare il bucato dei panni, a culata. Facesse una culata e ascesso solo, si diceva. Culata era dallo spagnolo colada e indicava il bucato. E questo c'è un riferimento anche con i culi lavannare, perché delle lavandaie di solito
i napoletani vedevano sempre il lato posteriore, era diventato un po' il mito del popolo napoletano, quindi a Lavannara tenevano culo a cufnatura. E per concludere, citazione letteraria, Raffaele Viviani nella Rumba di Scugnizzi individua un altro sinonimo del sedere femminile, che è o campi fava. Sì, la pacchianella, la contadinella che veniva a Napoli dalla Chiana, dai luoghi aperti, dalle campagne, a Pacchianella e Lova, ecco, veniva accreditata di avere un bellissimo sedere, e quindi alla fine nasce il verso di Viviani della Rumba di Scugnizzi, Pacchianè, chi so pensava, tiene chi stu campi fava.